anni è quello di perseguire l'obiettivo di portare in luce la verità. Noi in questi anni ci siamo limitati, perché lo consideravamo e lo consideriamo ancora un nostro preciso dovere, ci siamo semplicemente limitati a riferire pubblicamente, poi anche alle autorità competenti, quanto lei ci ha raccontato, in presenza anche tra l'altro del vice sindaco Giovanni Commisso. E lei ci ha raccontato di aver ricevuto queste minacce, di averle ricevute secondo modalità che sono in perfetto stile mafioso, e ci ha raccontato di averle ricevute con riferimento ad un preciso punto del nuovo programma che si andava definendo, sostenuto da una nuova maggioranza, ed eravamo appunto a dicembre del 2013. Noi ci siamo sindaco limitati a raccontare quanto lei ci ha riferito e quanto, perché noi lo consideriamo un dovere, lo stesso dovere avrebbe dovuto sentirlo anche lei. Poi certo, a insabbiare tutto e a lavorare per nascondere la verità, di certo non si aiuta la giustizia. E si arriva appunto, e lo apprendo dalle sue parole questa sera, perché non lo sapevo prima, si apprende che le indagini sono state archiviate. Questo per noi, per me, non significa archiviare le motivazioni per portare avanti una battaglia che ritengo moralmente doverosa, la battaglia per la verità. E credo che l'immagine di Caore possa essere riabilitata solo quando emergerà la verità. E non c'è altro, sicuramente non è l'omertà, il nascondimento o la negazione della verità che può giovare non solo all'immagine, ma alla sostanza dell'amministrazione pubblica di questo nostro comune. Quindi annuncio che noi non ci fermeremo qui, ma continueremo coerentemente con quanto abbiamo fatto qui. Grazie. Allora, il sindaco. Belle parole, capogruppo Paolo, ma prive di verità, di fondamento, smentite dalle indagini, da provvedimenti dei giudici. Pensi che la richiesta di attivazione è la richiesta del pubblico ministero, non è che tiene a voler procedere girato. La richiesta del pubblico ministero, quindi tutto quello che lei ha detto non ha nessun senso, neanche noi ci fermeremo qui. Queste accuse sollevate con un'apparente certezza e poi giudicate infondate, smentite da risultanze probatori in questi anni hanno determinato veramente uno stretto storico, un clamore. Hanno sollevato dubbi sulla imparzialità della pubblica amministrazione, sulla legalità, sulla credibilità del comune di Caore come istituzione. Io ritengo che hanno determinato lo spregio dell'immagine della città di Caore come istituzione, come organo, come comunità di operatori, tali, quello che ho citato prima, sicuramente anche a livello turistico. Vedo che Caore non si meritava questo nella parte sua, nella parte di suo mondo, e non si merita certo questo, quindi siccome stiamo parlando di possibili risarcimenti danni non da poco di natura civilistica, che il comune secondo me dovrebbe chiedere a chi è responsabile di queste cose, a chi per anni ha portato la berlina, la città, la comunità sui mass media, ha parlato male di questo paese. Io porterò all'attenzione della giunta comunale la richiesta del parere legale per procedere nei confronti dei soggetti responsabili di azione civile di risarcimento danni all'immagine del comune di Caore. Se poi sarà illegale dire che non sussistono, noi ci fermiamo, altrimenti noi andiamo avanti. Passiamo al secondo punto all'ordine del giorno, l'approvazione da parte del Senato Presidente. Chiede appunto di approvare le parti di selezione del 2 del 23 maggio e le delibere dalla 22 alla 49. Voti favorevoli, voti contrari,
Voti favorevoli? Voti contrari? Voti astenuti? Bene, passiamo al terzo punto dell'ordine del giorno: verifica dell'aggiornamento degli equilibri di bilancio e determinazioni in merito all'assestamento generale di bilancio esercizio 2017. Do la parola all'assessore Barbaro. Grazie Presidente, buonasera a tutti. Visto l'articolo 193,2 del decreto legislativo 267 del 2000, ai sensi del quale almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno si deve provvedere alla verifica del permanere degli equilibri di bilancio adottando in caso di riscontro negativo le misure necessarie all'acquisto degli stessi, tenuto conto che la mancata adozione dei provvedimenti di riequilibrio è equiparata da un effetto alla mancata approvazione del bilancio di previsione di cui l'articolo 141 del medesimo decreto, con conseguente applicazione della procedura prevista dal secondo comma del predetto articolo. Visto altresì l'articolo 175,8 del medesimo decreto, ai sensi del quale entro lo stesso termine, previa verifica di tutte le voci di entrata e di uscita, compresi i fondi di riserva e di cassa, è possibile provvedere ad una variazione di assestamento generale del bilancio. Preso atto dell'allegata relazione dei flussi di rileva che non vi è fondi di avanzo di amministrazione da dichiarare essendo chiuso con un saldo positivo dell'esercizio 2016. Dai dati della gestione finanziaria aggiornati al 28/06/2017 si evince una situazione di sostanziale equilibrio sia nella gestione di competenza che in conti dei risultati. Non risultano allo stato attuale debiti fuori bilancio riconosciuti e riconoscibili per i quali è necessario provvedere allo stanziamento di ulteriori finanziamenti. Considerando che delle dichiarazioni degli atti dei vari responsabili del settore non emerge la necessità di procedere ad una variazione di assestamento generale di bilancio, ne risulta necessario intervenire sul conto di riserva o di cassa. Visto il parere espresso sulla proposta della presente deliberazione in data 13/07 del 2017 dall'organo di revisione economico-finanziaria previsto ai sensi dell'articolo 239 del decreto legislativo 267/2000 e costituente allegato numero 2 della presente atto, visto l'articolo 19 del vigente regolamento per la contabilità, dato atto che l'argomento è stato preventivamente sottoposto all'esame della terza commissione consigliare in data 20/07/2017 ai sensi dell'articolo 10 del vigente regolamento del Consiglio Comunale. Per quanto sopra espresso, si chiede al Consiglio Comunale di deliberare di dare atto della permanenza degli equilibri di bilancio dell'esercizio 2017 come risultante dalla relazione costituente legata numero 1 al presente atto, precisando che non vi è alcun disavanzo di amministrazione da dichiarare essendo escluso con un saldo positivo all'esercizio 2016. Dai dati della gestione finanziaria si è visto una situazione di sostanziale equilibrio sia nella gestione di competenza che nei conti dei risultati. Non risultano allo stato attuale debiti fuori bilancio riconosciuti e riconoscibili per il quale è necessario provvedere allo stanziamento di ulteriori finanziamenti. Di dare atto che dalle dichiarazioni agli atti dei vari responsabili di settore non sono emerse le necessità di procedere ad una variazione di assestamento in generale di bilancio, ne risulta necessario intervenire sui fondi di riserva o di cassa. Ci sono interventi? Nessun intervento? Mettiamo i voti. Voti favorevoli? Voti contrari? Voti astenuti? Passiamo al quarto punto dell'ordine del giorno: fusione per incorporazione di Diventa Tagliamento Acqua SpA della società Sistema Ambiente SRL ai sensi dell'articolo 2501 e seguenti del Codice Civile. Parola al vice sindaco commissario. Premesso che il Comune di Caove è sotto di Diventa Tagliamento Acqua SpA, che Diventa Tagliamento Acqua SpA con sede legale a Portovaro, Piazza della Repubblica 1, posto fiscale per il IVA e il numero di iscrizione al registro delle imprese di Venezia
Vicenza SPA e KIT SPA, è società totale a capitale pubblico in house, affidataria diretta della gestione del servizio giuridico integrato nel territorio di 25 comuni nell'ambito territoriale ottimale interregionale dell'ente. Il sistema ambiente SRL, con sede legale a Pruniera, in via Tribunale Monofre, codice fiscale, partita IVA e una iscrizione al registro delle imprese di Pordenone 00092480938, area di Pordenone 55950, costituita con decorrenza del 21 marzo 1973, è società totale capitale pubblico in house, affidataria diretta della gestione del servizio idrico integrato nel territorio di 16 comuni soci dipendenti nell'ambito unico territoriale ottimale regionale istituito ai sensi dell'articolo 3, comma 2 della legge regionale studi numero 5 del 15 aprile 2016, che la società LTA SPA è costituita dai comuni di Annone Veneto, Cinto Camaggiore, Concordia Sanitaria, Porto Guardo, Bramaggiore, San Stino di Vicenza, Santo Stino di Vicenza, Guardo, Teglio Veneto, Santo di Porto Guardo, San Michele dell'Elemento, Cavola della provincia di Venezia, Medina di Vicenza in provincia di Treviso, San Vito Tagliamento, Cordovado, Bazzano d'Este, Chions, Pasiano di Pordenone, Pravisdomi, Sesto Regna, Fiume Veneto, Tarrazza, Zoppola, San Martino Tagliamento, Valladolid, Ardene e San Giorgio della Ricca Inversa della provincia di Pordenone, che sono soci di sistema ambiente SRL, i comuni di Pruniera, Pordenone, Scavasso Nuovo, Fanna, Fontana Fredda, Fisanco, Magnato, Meduno, Forcia, Prata di Pordenone, Sacile, San Quirino, Tramonti di Sopra, Vionte, Vidaro, provincia di Pordenone, che il quadro normativo delle disposizioni in materia di gestione delle risorse idriche del servizio idrico integrato, costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, attuazione e distribuzione dell'acqua per usi civili, nonché di fognatura e depurazione delle acque reflue, ha assunto una dimensione completa ed organica con l'entrata in vigore della legge n. 36 del 5 gennaio 1994 e del successivo decreto legislativo numero 152 del 3 aprile 2006, che l'articolo 147 del decreto legislativo numero 152 del 2006 dispone che la gestione dei servizi idrici deve essere attuata per aree territoriali omogenee definite ambiti territoriali ottimali individuate dalle regioni e che coincidono di norma con i bacini idrografici di appartenenza, che i comuni ricompresi nel medesimo ambito, al fine di garantire la gestione dei servizi idrici secondo criteri di efficienza, di efficacia e di economicità, istituiscono l'autorità d'ambito a cui è demandata, tra l'altro, ai sensi dell'articolo 148 del decreto legislativo numero 152 del 2006, la programmazione, l'organizzazione, l'affidamento e il controllo della gestione del servizio idrico integrato, che a seguito dell'appoggio istituito in data 31 luglio 2006 tra Regione Veneto e la Regione Friuli Autonoma Friuli Venezia Giulia, in attuazione rispettivamente dell'articolo 2, comma 4 della legge regionale Veneto numero 5 del 1998 e dell'articolo 4 della legge regionale Friuli Venezia Giulia numero 13 del 2005, veniva costituito l'ambito territoriale ottimale interregionale Lemene, comprensenti i comuni del bacino idrografico del fiume Lemene, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 31/12/1999, all'interno del quale le funzioni di programmazione, organizzazione e affidamento della gestione e controllo del servizio idrico integrato sono assicurate dall'autorità di bacino, ora consulta d'ambito per il servizio idrico integrato, CAPOI. Lemene, ai sensi dell'articolo 4, comma 45 della legge regionale Friuli Venezia Giulia numero 22 del 29/12/2010 e dell'articolo 2, comma 186 bis della legge numero 191 del 23 dicembre 2009, che la consulta d'ambito territoriale ottimale interregionale dell'Emene ha affidato fino al 31 dicembre 2017 la gestione del servizio idrico integrato all'Agenzia Tagliamento Acque SPA, stipulando con essa una convenzione ai sensi dell'articolo 151 e seguenti del decreto legislativo 152/2006, che regola lo svolgimento dei servizi, impegnando il settore a garantire adeguati standard qualitativi all'utente e mantenendo in capo alla CAPOI Lemene il ruolo di vigilanza sulle modalità di svolgimento del servizio, che la consulta d'ambito territoriale ottimale Friuli Occidentale ha affidato all'ambiente servizi SRL fino al 30 giugno 2039 la gestione del servizio idrico integrato nel territorio dei comuni soci, stipulando con la società una convenzione ai sensi dell'articolo 151 e seguenti del decreto legislativo 152/2006 che regola lo svolgimento dei servizi, impegnando il gestore a garantire adeguati standard qualitativi all'utente e mantenendo in capo alla Capo Friuli Occidentale il ruolo di vigilanza sulle modalità di svolgimento del servizio,
che la Regione Friuli Venezia Giulia, in attuazione delle disposizioni nazionali ed europee con legge regionale 15/2016 numero 5, organizzazione delle funzioni relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione integrata dei servizi degli istituti urbani, ha riformato l'organizzazione complessiva dei presentati servizi, prevedendo in particolare l'istituzione di un'unica autorità d'ambito per il servizio idrico e rifiuti denominata AUSIR, che il comma 2 dell'articolo 3 della precitata legge numero 5 del 2016 così dispone, con esclusivo riferimento al servizio idrico integrato dei comuni della regione autonoma Friuli Venezia Giulia e alla data di entrata in vigore della presente legge sono comprese nell'ambito territoriale ottimale e internazionale di cui all'articolo 4 della legge regionale 23 giugno 2015 numero 3, organizzazione del servizio idrico integrato e individuazione degli ambiti territoriali ottimali in attuazione della legge 5 gennaio 1994 numero 36, disposizioni in materia di risorse idriche, sono inclusi nell'ambito territoriale ottimale regionale di cui al comma 1 entro il 31 dicembre 2017. Entro tale data la Regione, su richiesta dei comuni interessati, include nell'ambito territoriale ottimale regionale anche i comuni limitrofi della Regione Veneto appartenenti alla data di entrata in vigore della presente legge all'ambito territoriale ottimale interregionale. Le richieste vengono accolte previa intesa con la Regione Veneto. Che il comma 1 dell'articolo 4 della legge 5 del 2016 della Regione Veneto prevede che è costituito l'agenzia denominata Autorità Unica per i Servizi Idrici e i Rifiuti, di seguito a AUSIR, ente di governo dell'ambito, cui partecipano obbligatoriamente tutti i comuni della Regione per l'esercizio associato delle funzioni pubbliche relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, previste dal decreto legislativo 152 del 2006. Con riferimento esclusivo all'esercizio associato alle funzioni pubbliche relative al servizio idrico integrato, partecipano all'AUSIR anche i comuni della Regione Veneto individuati ai sensi di intesa di cui all'articolo 3, comma 2. L'AUSIR esercita le proprie funzioni per l'intero ambito territoriale ottimale. Che a seguito dell'emanazione della legge regionale 5 del 2016, la Regione Veneto e la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia hanno avviato un tavolo di lavoro al fine di giungere alla sottoscrizione di una nuova intesa di corpo interregionale tale da consentire ai comuni veneti, oltre vedenti alla consulta d'ambito nazionale Venere, di aderire con decorrenza 1 gennaio 2018 alla nuova AUSIR della Regione Friuli Venezia Giulia, che nelle more del perfezionamento dell'accordo interregionale di cui sopra i soci hanno convenuto nel reciproco interesse di promuovere un'aggregazione mediante un'operazione di fusione tra l'Evenza Saneamento Acque SPA e Sistema Ambiente SRL finalizzata a costituire un soggetto affidatario unico della gestione del servizio idrico integrato nelle aree territoriali di competenza di LPA, SPA e Sistema Ambiente SRL con dimensioni economiche, finanziarie e industriali sufficienti a garantire l'espletamento del servizio idrico integrato secondo tutti gli standard previsti dalla regolazione locale, ente di governo d'ambito, e nazionale AEGSI. Il nuovo quadro regolatorio in materia che obbliga la promozione degli investimenti solo in parte finanziata dal Fondo Nuovi Investimenti, quale componente tariffaria prevista dall'MTI2, metodo tariffario per il servizio idrico, comporta la necessità di sviluppare investimenti strutturali e ciò ha portato i gestori a maturare il convincimento che sia possibile affrontare adeguatamente le nuove necessità avvalendosi in primo luogo di personale con competenze altamente specialistiche oggi non assicurabili da alcune sistemi separate, che in tal senso con provvedimento in data 21/12/2016 l'organismo di controllo analogo di Sistema Ambiente SRL ha dato mandato all'organizzatore unico di predisporre uno studio di fattibilità per una possibile aggregazione con la società di Evenza Saneamento Acque SPA, che analogamente con il dell'Assemblea ordinaria in data 13/12/2016 i soci di LPA hanno dato mandato al Consiglio di amministrazione di predisporre uno studio di fattibilità per una possibile aggregazione con la società Sistema Acque e Sistema Ambiente SRL, che l'organismo di controllo analogo di Sistema Ambiente SRL di LPA e SPA, rispettivamente in data 20 marzo 2017 e 8/25/2017, hanno esaminato favorevolmente lo studio di fattibilità e condiviso la conseguente opportunità di una fusione tra le società, dando quindi mandato Sistema Ambiente SRL all'amministratore unico e LPA al Consiglio di amministrazione di predisporre il relativo progetto di fusione, che sulla scorta delle indicazioni ricevute dai rispettivi organismi di controllo analogo, gli amministratori delle due società hanno provveduto a redigere una bozza di progetto per l'integrazione in un unico soggetto giuridico
sistema ambiente e l'evidenza dell'elemento acqua, che la bozza di progetto inerente alla fusione per l'incorporazione in LPA in sistema ambiente è stata presentata ai soci del sistema ambiente in data 28/6/2017 e ai soci di LPA in data 29/6/2017, riuniti nelle rispettive assemblee del controllo analogo, ottenendo in entrambi i casi all'unanimità dei presenti parere permissivo favorevole, che sulla scorta delle indicazioni ricevute dal controllo analogo degli organi di amministrazione delle due società in data 29/6/2017 hanno rispettivamente provveduto all'approvazione del progetto di fusione con relativi allegati ai sensi dell'articolo 2701 e seguenti del codice civile. Dato atto che la fusione per l'ambiente dell'elemento acqua e il sistema ambiente SRL consentirà alle società, unico gestore del servizio idrico integrato in un territorio di circa 312.000 abitanti, residenti e residenti equivalenti, comprendente 41 comuni delle province di Pordenone, Venezia e Treviso, di acquisire le capacità tecniche e finanziarie necessarie all'accorso agli investimenti richiesti dalle autorità regolatorie e creare i presupposti per un miglioramento del servizio erogato. Considerando che l'operazione proposta permetterà di raggiungere diversi vantaggi, tra i quali essere parte attiva delle attuali dinamiche competitive, in allineamento e in coerenza con il contesto normativo e industriale, rappresentando il soggetto di riferimento del territorio pordenonese e del Veneto orientale, garantire una vicinanza rispetto al proprio territorio di riferimento e uno stretto collegamento tra società e utenti, mantenere e o incrementare l'attuale modello di servizio dei cittadini, razionalizzare e migliorare la rete dei sistemi con un'importante implementazione dell'utilizzo delle potenzialità dell'informatica al fine di migliorare il servizio dei cittadini, conseguire sinergie operative e industriali in grado di liberare risorse per maggiori investimenti, per contenere le tariffe e per fornire servizi aggiuntivi, realizzare un importante piano di investimenti di lungo periodo con particolare attenzione alle tariffe, potendo beneficiare di un migliore rapporto con il sistema bancario, sfruttando le connessioni aziendali e il collegamento della concessione, beneficiare della scadenza dell'affidamento del sistema ambiente prevista per il 2039 con possibile estensione fino al 2045, allineamento con la scadenza dell'affidamento di CA e C. Beneficiare del fatto che la società di vendita dell'elemento acque è considerata società quotata, come definita dall'articolo 2,1 lettera P del decreto Madia, che è il decreto legislativo numero 175 del 19/8/2016 e sulle modificazioni, con la conseguente limitazione dei costosi adempimenti normativi previsti, beneficiare dell'appartenenza da parte dei vendita dell'elemento acque al consorzio Liberacqua SCAL, con la possibilità di aderire ai servizi e alle iniziative proposte dalla società consultiva. Considerato altresì che la fusione delle due società porterà a valorizzare i punti di forza delle due realtà aziendali, permettendo di realizzare maggiori sinergie operative introducibili a economie di scala con un maggiore potere contrattuale nei confronti dei fornitori, condivisione delle competenze con un conseguente incremento del livello di professionalità interne e minore fabbisogno di ricorrere a soggetti esterni, la riduzione di parte dei costi fissi legati alla singola società, quali società di divisione, spese legali, spese bancarie, acquisto software, eccetera, miglioramento dell'accesso al credito con potenziali benefici sulle condizioni di finanziamento e sui costi derivanti dagli interessi passivi, ottimizzazione della rete fisica, hotel, operativi operativi, seti, eccetera, riduzione dei fabbisogni di assunzioni per figure specifiche e conseguenti agli adempimenti previsti dalla EETSI, riduzione del fabbisogno di personale da attuare tramite una corretta politica controllore. Preso atto per una prima stima delle riduzioni di costo conseguenti alla fusione può e per effetto anche delle sinergie operative che ne determina è quantificato a regime in circa 400.000 euro all'anno con un risparmio finanziario netto in impegno 2018-2022 pari a circa 2,1 milioni di euro, escluso il costo del personale. Rilevato che il progetto di fusione è supportato da una relazione sulla valorizzazione delle due società al fine della determinazione del rapporto di concambio sottoscritto dai professionisti incaricati e due dottori commercialisti individuati congiuntamente dalle due società. Rilevato ancora che l'articolo 2501 sexies del codice civile prevede che uno o più esperti per ciascuna società nominati dal tribunale redigono una relazione sulla congruità del rapporto di cambio delle azioni del quote. Tenuto conto che l'articolo 2501 sexies prevede che al
la relazione di cui al punto precedente non è richiesta se non se vi rinunciano all'unanimità ai soci e ai possessori di altri strumenti finanziari che attribuiscono il diritto di voto di ciascuna società partecipante all'adesione, alla scelta riveste particolare interesse ed importanza, atteso che il costo complessivo delle perizie suddette assume valori rilevanti data la consistenza dell'ammontare delle attività e delle prossimità delle due società da valutare. Inoltre, la relazione delle perizie comporterebbe un notevole movimento di tempi tale da non consentire il perfezionamento dell'operazione di fusione entro il corrente anno e l'impossibilità per i comuni veneti di aderire all'AUSE entro la data ultima del 31/12/2017. Precisato che la stipula dell'atto di fusione a perfezionamento della presente operazione societaria è soggetta a condizione sospensiva, lo stesso potrà infatti essere sottoscritto dalle due società a condizione che entro la data del 31/12/2017 stabilita dall'articolo 3,2 della legge regionale 5/2016 della regione Friuli-Venezia Giulia, quale termine ultimo di adesione all'AUSE dei comuni ricadenti nella regione Veneto, ovvero in eventuale data successiva nel caso di sua proroga, intervenga la sottoscrizione tra le regioni Friuli-Venezia Giulia e Veneto nell'intesa prevista dall'articolo 3,2 della società della legge regionale, che deve identificare anche le garanzie assicurate ai comuni di provenienza LPA e appartenenti alla regione Veneto e che confluiranno nell'AUSE attraverso il mantenimento della loro partecipazione in LPA. Che l'operazione di fusione delle due società, il stare in AUSE e servizio idrico integrato, comporta la necessità di sottoscrivere una nuova convenzione ex articolo 30 del decreto legislativo 18/8/2067 per l'esercizio da parte dei comuni soci del controllo congiunto sulla società analogo a quello esercitato sui propri servizi essenziali, che per l'esercizio del controllo analogo alla predetta convenzione prevede l'istituzione di un'assemblea di coordinamento intercomunale di cui il funzionamento tiene conto della rappresentanza di ciascun comune socio sulla base del criterio della popolazione servita, del numero e del volume dei servizi erogati, nonché del numero di anni di adesione alle precedenti sottafuse, il tutto al fine di ben rappresentare l'attività del servizio svolto nel proprio territorio e non la quantità delle azioni delle società possedute dal singolo comune. Visto il progetto di fusione per l'incorporazione in divenza dall'evento acqua SPA del sistema ambiente SRL redatto ai sensi dell'articolo 1501 e i seguenti del codice civile rinnovato dall'organo amministrativo di entrambe le società, vista la relazione degli amministratori sul progetto di fusione per l'incorporazione in divenza dall'evento acqua SPA del sistema ambiente SRL redatta ai sensi dell'articolo 1501 quinto del codice civile, con il quale vengono illustrati e giustificati i profili giuridici ed economici per l'operazione di fusione e la determinazione dei rapporti di cambio e le modalità di assegnazione delle azioni, visto lo statuto della società allegato al progetto di fusione, vista la relazione sulla valorizzazione delle società di vendita del primo atto del sistema ambiente, in funzione della determinazione dei rapporti di cambio per la loro fusione per l'incorporazione di vendita del primo atto SPA e conseguente determinazione dei rapporti di cambio, visto il documento piano di azione 2018-2020, allegato, quale documento di supporto al progetto di fusione avente la finalità di fornire ai soci, al Consiglio di amministrazione e al management della società le linee di sviluppo della stessa del primo triennio di attività post-fusione, visto lo schema di convenzione ex articolo 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 per l'esercizio del controllo analogo congiunto a quello esercitato sui servizi sanitari tra i comuni soci di divenza dell'evento acqua, ravvisata quindi l'opportunità di provvedere in merito, visti gli articoli 2501 e seguenti del codice civile, l'articolo 30, l'articolo 92 e 113 e seguenti del decreto legislativo 267 del 2000, visto il decreto legislativo numero 175 del 2016 e sulle modificazioni di testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, visto l'articolo 1 comma 561 della legge 147, con il quale vengono tra l'altro abrogate le limitazioni e i vincoli di cui l'articolo 14, comma 32 della legge 122 del 37 2010, vista la legge regionale 15 aprile 2006, numero 5, per l'approvazione delle funzioni relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione integrata degli istituti urbani, acquisito il parere di cui l'articolo 49, primo comma del decreto legislativo 2000, di approvare la fusione per l'incorporazione di indirizzo tagliamento acqua SPA del sistema ambiente SRL e quindi
per le ragioni di cui in premessa e qui si intendono portare. Di apportare l'allegato al progetto di diffusione per l'incorporazione e l'impiego tagliamento acque del sistema ambiente ai sensi dell'articolo 2501 e seguenti del Codice Civile, ivi incluso lo statuto della nuova società che si allega alla presente. Di approvare la relazione dell'amministratore legata alla presente sul progetto di diffusione per l'incorporazione e l'impiego tagliamento acque del sistema ambiente SRL ex articolo 2501 quinti del Codice Civile, con relativi profili giuridici ed economici dell'operazione di diffusione e la determinazione dei rapporti di cambio di azioni e della modalità di destinazione, di dare mandato al sindaco o suo delegato ad intervenire all'assemblea dell'evento tagliamento acque SPA con tutte le facoltà di legge per deliberare la fusione per l'incorporazione e l'intagliamento di un evento tagliamento acque SPA del sistema ambiente SRL, con facoltà di apportare eventuali modifiche o indicazioni non sostanziali agli atti approvati con la presente deliberazione, di dare atto che l'intera operazione di diffusione è sottoposta alla condizione sospensiva che la Regione Veneto e la Friuli Venezia Giulia approvino e sottoscrivano l'accordo attualmente in fase di definizione nella forma tecnica che riterranno opportuna, legge, decreto, convenzione, eccetera, che disciplini la partecipazione dei comuni veneti soci di LTA all'AOSIR del Friuli Venezia Giulia e consenta alla società incorporante LTA dell'assetto risultante a seguito della fusione di mantenere l'affidamento del servizio idrico integrato su tutto il territorio attualmente servito separatamente dato dalle due società fuse, confermando la data fino al 30 del 6 del 2039 dell'affidamento già in capo al sistema ambiente, di prendere atto ed approvare lo schema di convenzione ex articolo 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 per l'esercizio della società da parte dei comuni soci di un controllo congiunto analogo a quello esercitato sui propri servizi essenziali e di dare mandato al sindaco o suo delegato a sottoscrivere la relativa convenzione in conseguenza del perfezionamento della diffusione per l'incorporazione e l'evento tagliamento acque di sistema ambiente, con facoltà di apportare eventuali modifiche o integrazioni non sostanziali all'atto approvato con la presente dichiarazione, di dare mandato al sindaco o suo delegato a seguito della sottoscrizione tra la Regione Veneto e la Regione Venezia Giulia dell'accordo di cui al punto 5 del presente, di presentare alla Regione Friuli Venezia Giulia la richiesta di inclusione del Comune dell'autorità unica per i servizi idrici e di housing del Friuli Venezia Giulia. È venuto fuori il sole e ho finito. Giusto? Bravo. Chi sono i presenti? Consigliere interno. Grazie Presidente, io ho solo dei chiarimenti. La cosa che per me, almeno che io ho intuito, è che questi 312.000 abitanti, questi 41 comuni che si mettono insieme faranno un'economia di scala importante, tale da garantirci 400.000 euro all'anno di risparmi, che va senza bene. Però si legge anche tra le righe che c'è bisogno di fare degli investimenti importanti, con pochi finanziamenti, e quindi c'è un indebitamento bancario, almeno io così ho capito la cosa, c'è un indebitamento bancario, questo gruppo si indebita con le banche per fare degli investimenti. Voi avete visto il piano, siccome c'è stato uno studio di fattibilità che si dice, voi l'avete visto, l'avete letto, immagino siete certi di quello che stiamo facendo, cioè siete convinti di quello che stiamo facendo, oltre che essere obbligati, immagino, tra le righe. E poi avevo una preoccupazione di questo tipo, seconda, vi faccio due domande. La seconda preoccupazione è quando si parla di razionalizzare, l'esperienza mi dice che molto spesso intendi dire tagliare. Razionalizzare significa fare lo stesso servizio con meno soldi, significa in qualche modo tagliare o in persone o in strutture o che non è proprio utilizzare comunque. La seconda, di conseguenza, la preoccupazione che pongo è quando si parla di tariffa. Voi siamo sicuri di garantire la tariffa migliore
o la più bassa, o comunque di lasciarla così com'è nel tempo, perché poi noi si avrà a che fare con 41 comuni, con 300.000 abitanti, con i problemi del territorio, con gli investimenti da fare. Non vorrei che a caduta gli investimenti poi, siccome lo si deve rispondere alla banca, finissero poi legati direttamente alle bollette da pagare. Professore Commisso. Allora, intanto il progetto è stato approvato dall'Assemblea Comunitaria di LTA, a cui il Comune di Caore partecipa per una quota, credo che sia l'1,7%, quindi una molto bassa, molto piccola, e riguarda l'acquedotto che noi abbiamo nella nostra frazione di Castello sul Serio. L'Assemblea all'unanimità di LTA ha approvato il piano economico, il progetto di fusione. Questi progetti di fusione hanno dei pregressi di una storia precedente ben precisa. Derivano dalla necessità di fare massa critica rispetto ai territori che vengono seguiti. Le piccole, ormai è illustrato, le società piccole non funzionano. Si realizzano economie di scala solo se si accorpano e se si fanno e si uniscono i più bacini possibili. Questa operazione è stata fatta con Veritas, con ASI, anche con ASMO. Medesima operazione viene fatta in